Sa Sardigna s'agattara in su Mediterraneo occidentali, a onde mantiene relazioni profettose con i satru populus grazie a sa ricchezza de materia primas. I primos arrastus humanus funti de su paleolitico inferiori. A pustis de cultura megaliticas, in su 1800 a.C., nasce in Sardigna sa civilidade nuragesa, esempio mannu funtis a giumai 10.000 nuracis e isatra testimonias. S'economia via fundara in su settori primargiu, specializzara in su commerciu e in s'industria metallurgica de su bronzu. S'architettura sagrara testimonia le competenzias astronomica necessarias per una socerari de navigaroris. S'arrezza commerciale nuragesa, comprovara des presenze archeologicas in Medio Oriente, a rifavoressi lo faccia sotto 100 a.C. s'apertura in Sardigna de Emporio Fenicius. Su nurage Sirae in Carbonia est un resumo de sa misturo de gentis, pomori de su commercio e de si scambio de cultura e tecnologia. Sa politica espansiva de Cartagine in su 600 a.C. segara su connotto de paci e impone s'egemonia sua ai Sardu Fenicius, che guerran tavarisi contra sa potenza cartaginese. Quando Roma s'affirmara contra Cartagine si imponiri in Sardigna su governo suo, marchendisi storia e sa cultura de s'isula. Con sa deruta de s'imperio romano de Occidenti, sa Sardigna intrara in s'imperio romano de Orienti, rigendindi tradizioni politiche, culturali e religiose. Su seti amministrativo orientali conformare 4 regni giuigalis sardus che hanno governato a maniera indipendente sa Sardigna da su de noi finza a su de 15 seculus. Pomori de s'espansione islamica e sardus alleanta con il repubblicas de Genova e Pisa. S'isula si indipesara bastioni del su mondo cristiano parendo di fronte ai musulmanus. S'esperienza giuigali culminara con in relazioni strintas con sa corona di Aragona e s'emanazione de sa carta de logu, costituzione ante litteram, ispainara de Eleonora d'Arborea. S'esperienza giuigali lassa su vassa sul regno de Sardigna, che entra in s'influenza iberica 4 seculus, finza saccando in sud de 18 seculus, una crisi dinastica battisi Spagna a sa guerra de successione. Vicente Bacallar Sanna, ambasciatore sardo filo borbonicu, s'affaina la posa reconquista de sa Sardigna e s'incoronazione di un principe che potesse regnare in un stato sovrano. In su 1720, su trattato de Saia, assegnara sul regno sardo e Ducas de Savoia, che movente una politica accentradora. In su 1793, su Parlamento sardo, paparai fronte a un'invasione francese, in autonomia apparizzara un esercito che vincere sa guerra. Sa vittoria forte era su sentimento nazionali e i sardus avanzano a riformas che sul re arrifudara. Sa socerari sarda si furriera contro sa monarchia e su 28 di aprile del su 1794 ci bogara dess'isula e funzionari su piemontesus. Con sa fusione perfetta del su 1847, s'isula adotterà si statuto albertino, già imperau dai satri status del sul regno de Sardigna. E su 1861 si stato sardu, oramai amministrau de uno parlamento unitario, muda de nomini in regno de Italia. Mancai spunnas a federalistas ad intellettuales e parlamentares a commente Giorgio Asproni, si affirmara un modello de stato centralista. Sul regno nou necessira de resursas e s'industria mineraria sarda est in Portumannu. In su 1904, su movimento operaio sardo soffrì il seccidio del Bugerru, che occasionara su primo sciopero generale italiano. In sa prima guerra mondiale, i combattenti si inquadrarono in sa brigata Tattari, a forti anta una coscienza de solidarietà, dibattenti dell'autonomia dell'isula e fundanta su partito sardo di azioni. Su partito, guiao de sex ufficiale Emilio Lussu, a unire su movimento combattentista sardo che non risultara diretto in su fascismo. Su fascismo, pesava al regime totalitario in su 1926, impone di politica repressiva sa libertò cantafinza su sardo e linguas localis. Su regime adottara una politica militare espansiva. Povarai fronte ai sanzioni internazionali si inaugurerà una politica autarchica che pone fondamenta in su 1938 a sa nascita del Carbonia. In Punasa assicurai s'autosufficienza energetica italiana. Sanno in antisi morire prigionieri politico Antoni Gramsci, intellettuali sardu, fundaroi del suo partito comunista d'Italia. A pustisi de sa guerra, s'Italia mudarà a Repubblica Democratica. In suo processo di affermazione del diritto linguistico previdius in sa Costituzione, s'archeologo Giovanni Lilliu è attivo in suo movimento linguistico post ufficializzazione del su sardo. A di oggi, su sardo è stato riconosciuto da sa lei regionale numero 26 del 1997
Questa legge si stato numero 482 del 1999 e con la legge regionale numero 22 del 2018 porta a un piano di politica linguistica. Da questa legge nasce il suo servizio linguistico in sardo, che incura sa presenza e s'amparo del suo sardo in suo territorio, con faina de promozioni entregata a ogni atretto de sa vita dei cittadini, de sa amministrazione pubblica a si scuola, del suo commercio a suo turismo.